Amico! Oh, la mamma! La mamma! Piacere, come si chiama? Oh, papà. Sì, papà. Il papà Giovanni. Oh, papà! E la zia! Oh, zia! Non frequenti la chiesa, vero? Sì, certo. E voi? Siete tutti cattolici? Certo. Lei è il signor Natale? Lei è praticante? Sape, la vita mi ha imparato a essere bravo, così, sì, bravo, io sono bravo. Sì. Il nostro figlio ci ha parlato molto di voi e di Rita, la sua innamorata. Per noi è davvero un piacere conoscervi. Sì. Rita, complimenti, sei tale quale. Tale quale a sua Alla merce. foto. Alla foto. Grazie. Ma se stava dicendo tale quale a sua merce. Signor Natale, quanto tempo dedica ogni giorno alla preghiera? Oh, chi sta là, già con mia, manco c'ha sape, 5-10 minuti, e diceva 20 minuti alla settimana, 20 minuti ogni giorno, io prego, sogno sempre dato, prego ogni secondo, ogni minuto, 20 minuti al giorno, sì, sogno sempre dato, sì. Dovrebbe dedicare più tempo alla preghiera. Uno! Sapi, Idu, lavoricchia. Lavoricchia! Ma perché ci metto sto icchia? Io travaglio! Senza la preghiera non si ha nemmeno la forza di lavoricchiare. Ma Rita ci metti icchia? La preghiera ci sostiene, ci sazia, ci fa camminare a testa alta. Sì, così sciuppo che si rompono tutti. Come? No, diceva io, la preghiera, sa, ne sazia. Sì. La preghiera è tutto. E colui che non prega, Chi è un farabutto? colui che non prega non è mai sazio. Per dire la verità, io so che qualcuno mangia non è mai sazio. Sapi, ogni tanto noi leggiamo la Bibbia. Ma bravi! Ogni famiglia in grazia di Dio la legge. Signor Natale, Con mia là. cosa ne traete? Che significa? Vede, papà non legge moltissimo perché dice che è un po' difficile. Sì, sono difficili queste cose. Non si preoccupi, Non mi preoccupo. l'aiuterò io. Forse mi trasferisco per sempre qui. Un sommato sogno. Oh, ma la zia è molto paziente. Paziente? Ma poverina che stai ospedali è malata. Papà, paziente, Paziente, è disponibile. disponibile.